partecipato questa mattina al Teatro Goldoni alla cerimonia del premio Ugo La Malfa assegnato a Kristalina Georgieva, direttrice del Fondo Monetario Internazionale. Tanti nomi noti alla prima edizione del premio della Fondazione, quasi tutti concordi su un punto: per aiutare l'economia bisogna rafforzare l'Europa e la cooperazione internazionale. Potrebbe avere le ore contate il branco di 10 ragazzini che ha pestato un autista della linea 5E, costringendolo alle cure dei sanitari nelle mani degli inquirenti, i loro volti e nomi grazie ai filmati acquisiti dalla polizia. Sciopero di 24 ore degli handler aeroportuali e del personale di sicurezza al Marco Polo di Tessera, dove domani si preannunciano caos e disagi con i voli che potrebbero subire ritardi o cancellazioni. Accusato di traffico internazionale di stupefacenti, un uomo di Castelfranco è stato arrestato dalle fiamme gialle veneziane. Su di lui pendeva un mandato d'arresto europeo. I disobbedienti al contributo d'accesso sono tornati a Venezia per il secondo giorno, tentando di farsi dare a tutti i costi una multa dalle forze dell'ordine. Detenuti al lavoro negli hotel di Venezia, il progetto nato dalla collaborazione tra gli albergatori e l'amministrazione penitenziaria per promuovere le opportunità di inserimento lavorativo dei detenuti. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione veneziana dei nostri telegiornali. Apriamo con la visita a Venezia del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che abbiamo seguito con una lunga diretta iniziata alle 11, è arrivato al Teatro Goldoni per la cerimonia del premio Ugo La Malfa assegnato alla direttrice del Fondo Monetario Internazionale. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato al Teatro Goldoni alle 11:30 per assistere alla consegna del premio Ugo La Malfa, che si attribuisce a personalità che contribuiscono a promuovere lo sviluppo della cooperazione internazionale. È stato assegnato alla direttrice generale del Fondo Monetario Internazionale, Kristalina Georgieva, che si è detta ottimista nonostante il momento. The first recipient of the Ugo La Malfa Prize for International Cooperation. Il premio, alla sua prima edizione, è stato istituito per iniziativa della Fondazione La Malfa, l'Università Ca' Foscari, Intesa San Paolo e l'Enciclopedia Treccani. La ragione per cui siamo a Venezia è perché mio padre si formò a Ca' Foscari negli anni, un secolo fa, e a Ca' Foscari da una parte ebbe un insegnamento di economia importante, il grande Gino Luzzatto, lo storico, e dall'altra la sua formazione politica. L'antifascismo nasce a Ca' Foscari, il fatto che ci sia il Presidente della Repubblica è un segnale di enorme importanza. E questo premio è importante perché è simbolico di un percorso sulla cooperazione internazionale che noi vogliamo intraprendere assieme alle istituzioni coinvolte. Insieme a Mattarella anche il sindaco Brugnaro e il presidente Zaia. Fra i presenti alla cerimonia il commissario UE all'economia Gentiloni e il senatore Monti. Dopo aver assistito alla cerimonia di premiazione, il presidente Mattarella ha lasciato Venezia per rientrare a Roma. E le avete viste le tante personalità presenti al Teatro Goldoni, tutte concordi su un punto: per aiutare l'economia bisogna rafforzare l'Europa e la cooperazione internazionale. Prima edizione del premio La Malfa qui al Teatro Goldoni a Venezia, un importantissimo riconoscimento. Importantissimo riconoscimento è dato proprio in questa prima edizione a una persona che non solo lo merita particolarmente, Kristalina Georgieva, ma è anche il simbolo della cooperazione internazionale per la sua storia personale. Dal punto di vista della cooperazione internazionale stanno facendo passi indietro in questi ultimi anni? Ma stiamo facendo anche passi avanti, c'è un esempio virtuoso per esempio della nostra Confindustria in Friuli Venezia Giulia, che ha aperto anche delle scuole in Africa per portare dei lavoratori. Diciamo che poi la società civile su questo si sta muovendo. Serve la condivisione di obiettivi comuni, tutti questi processi di cooperazione non hanno possibilità di essere efficaci se non c'è una condivisione a monte degli obiettivi, e questo è sicuramente l'insegnamento più grande. L'Europa è prima di tutto un cruciale elemento nel contesto internazionale, un'Europa unita, un'Europa più forte, più ricca, e sostanzialmente dobbiamo vedere alla potenzialità dell'Europa anche come cura dei nostri problemi. Costruire un'Europa più solidale, capace di cooperare meglio, di affrontare le grandi questioni che riguardano questo tempo, dalle guerre alle migrazioni, alla crisi demografica, alle necessità di fare dell'Europa un continente che abbia una dimensione politica.
E voltiamo pagina, siamo alla cronaca perché potrebbe avere le ore contate. Il branco di 10 ragazzini alterati da alcol e droga che ieri mattina all'alba ha pestato violentemente un autista della linea 5E, costringendolo alle cure dei sanitari. Nelle mani degli inquirenti i loro volti e nomi grazie ai filmati acquisiti dalla polizia. Aggressione avvolta nel mistero da un autista CTV di 52 anni di Noale, picchiato e aggredito dal branco di 10 ragazzini di età al momento indefinita durante il turno di servizio, domenica alle 4:40 del mattino, quando, partito da Noale, direzione Venezia, arrivato a Mirano dopo il pestaggio, visto che il branco aveva sfondato e divelto la protezione che lo isolava dai passeggeri, si è trovato costretto, suo malgrado, ad interrompere la corsa all'arrivo delle volanti della polizia, allertate dallo stesso autista, per ricorrere alle cure dei sanitari del pronto soccorso di Mirano. La preoccupazione, lo sdegno e la solidarietà all'autista dal direttore generale dell'azienda veneziana di trasporto pubblico. L'abbiamo sentito, ha 8 giorni di prognosi, un occhio gonfio, diciamo che poteva andare peggio. Al vaglio della questura, dove l'autista sporto denuncia i filmati delle telecamere, stando a fonti investigative di alcuni passeggeri che pare abbiano registrato la violenta aggressione con il telefonino. Sembrano molto chiari questi filmati, per cui io mi auguro veramente che le forze dell'ordine questa volta, avendo anche ben chiare le facce di questi ragazzi, risalgano a loro e cerchino di comminare la giusta punizione. All'arrivo della polizia domenica all'alba, dopo la violenta aggressione, tutti e 10 del branco sono riusciti a scappare nel fuggi generale, sembra, trovando anche un passaggio da alcuni automobilisti che si trovavano proprio nei paraggi del bus. Episodio tra stranezza e coincidenza in corso di verifica dagli inquirenti, mentre nel frattempo la CTV sta pensando a come tutelare maggiormente i suoi dipendenti, in questo caso gli autisti. Io per primo sono molto preoccupato della sicurezza dei nostri dipendenti, però ce la metteremo tutta e ce la mettiamo tutta, soprattutto quando ordiniamo gli autobus nuovi, li ordiniamo e li stiamo ordinando con dei rinforzi sempre maggiori per proteggere appunto gli autisti. E dalla mezzanotte di oggi fino a domani sciopero di 24 ore degli handler aeroportuali e del personale di sicurezza del Marco Polo di Tessera, dove si preannunciano caos e disagi con voli programmati che potrebbero subire ritardi o cancellazioni. Allora sentiamo nel servizio le motivazioni di questa protesta. Le motivazioni che spingono i lavoratori ad incrociare le braccia sono molteplici, ma le principali sono l'inadeguatezza salariale e i carichi di lavoro. La gestione delle aziende finora ha portato ad un esodo continuo dei lavoratori proprio per queste motivazioni. Il lavoro in aeroporto non è più appetibile e coloro che continuano a lavorare in aeroporto purtroppo si trovano in una situazione ormai diventata insostenibile. Il gruppo di investigazione sulla criminalità organizzata della Guardia di Finanza di Venezia ha arrestato un uomo di nazionalità albanese residente a Castelfranco Veneto, accusato di traffico internazionale di stupefacenti. Su di lui pendeva un mandato di arresto europeo emesso dal giudice istruttore presso il tribunale belga. Dagli atti dell'inchiesta emerge come tra il 2021 e il 2022 l'uomo sarebbe stato al vertice di un'organizzazione criminale a livello internazionale operante tra Sud America e Europa nel commercio e nell'importazione di grossi quantitativi di cocaina. L'uomo è stato portato in carcere a Venezia a disposizione della Corte d'Appello, cui spetterà il compito di decidere se concedere la consegna verso il Belgio. E i disobbedienti al ticket sono tornati a Venezia per il secondo giorno, tentando di farsi multare dalle forze dell'ordine. Nessuno vuole accertare il fatto che sono senza biglietto di entrata. No, lì hanno detto che dovevo stare da quest'altra parte. Sono anche i nostri colleghi, noi dobbiamo fare altro adesso. Sì, però nel vostro caso sarebbe un'omissione d'atti d'ufficio.
Dopo un primo tentativo sabato mattina, i disobbedienti di Resistenza Radicale al contributo d'accesso sono tornati a Venezia il giorno seguente filmando quanto accadeva. Ciro Silvestri e Davide Tutino hanno tentato una seconda volta di farsi dare la multa ai varchi della città. In un primo momento le forze dell'ordine hanno rifiutato di controllarli, dicono, poi però un'imbarcazione della polizia di passaggio lungo il canale, inseguita e richiamata dai disobbedienti, non ha potuto fare a meno di prendere le loro generalità, riservandosi però di fare accertamenti per verificare se i due siano esentati da qualche forma di pagamento. Hanno preso le generalità e quindi si può vedere da questo documento che ci troviamo dall'altra parte della zona franca e che dunque è stata violata la cosiddetta zona franca e dunque in teoria siamo in violazione amministrativa. Successivamente i disobbedienti hanno depositato un nuovo esposto presso i carabinieri che segue quello di sabato e che, evidenzia Tutino, dovrebbe costringere la pubblica amministrazione a procedere in qualche maniera nei suoi confronti e in quelli di Ciro Silvestri. Detenuti al lavoro negli hotel di Venezia è l'iniziativa nata dalla collaborazione tra l'associazione albergatori e l'amministrazione penitenziaria con il supporto di Veneto Lavoro per promuovere e accrescere le opportunità di inserimento lavorativo dei detenuti. Il primo detenuto ha iniziato da un mese a lavorare nella cucina di un hotel veneziano. Altri sono in fase di formazione con ampi margini di inserimento nel settore alberghiero cittadino, 8.000 posti di lavoro con un turnover continuo di circa l'8% del personale. Naturalmente sono previsti criteri molto rigidi ed un'attenta fase di valutazione del comportamento del detenuto prima di rilasciare l'autorizzazione a svolgere l'attività lavorativa. Questa iniziativa ha trovato il favore istituzionale, quindi la Regione Veneto e l'amministrazione penitenziaria che insieme hanno provato a lavorare applicando delle best practices che sono quelle appunto del dimostriamo che come Stato che ha in custodia le persone possiamo far diventare quelle stesse persone che sono state condannate, quindi in qualche maniera relegate in un angolo della città, facciamo sì che queste persone diventino risorse. L'Associazione Veneziana Albergatori ha rilevato la valenza sociale dell'iniziativa, un'occupazione fissa e una leva importante per evitare recidive e per aiutare veramente i detenuti in un reinserimento. Il primo detenuto di Santa Maria Maggiore che sta lavorando in hotel deve scontare ancora 1 anno e mezzo di detenzione, ma risulta motivato a reinserirsi nella società. È molto interessante ogni giorno vedere questo ragazzo che è stato inserito in un percorso lavorativo all'interno di un albergo veneziano svolgere la sua giornata come un comune cittadino, uscire dall'istituto penitenziario a un orario ben definito, andare comodamente, serenamente al lavoro insieme a tutti gli altri cittadini che la mattina si recano al posto di lavoro e la sera rientrare soddisfatto, e quello che mi colpisce è che ogni giorno mi dice grazie. Elezioni comunali a Noale del prossimo 8 e 9 giugno che vedrà una corsa a 4. Stasera andiamo a conoscere il primo dei candidati alla poltrona di sindaco, Michele Celeghin, già primo cittadino dal 2009 al 2014. Michele Celeghin, 55 anni, già sindaco di Noale dal 2009 al 2014, ci riprova e si ricandida alla poltrona di primo cittadino con la lista Michele Celeghin Sindaco e Coraggio Italia. Mi candido perché vorrei riallacciare e riaprire il dialogo con la città. Noale ha bisogno di riscoprire e ritrovare il dialogo tra i cittadini, le famiglie, le imprese, le associazioni, il mondo del volontariato con l'amministrazione comunale. Giornalista, dipendente pubblico, una laurea in scienze politiche e la passione per la musica. I punti salienti del suo programma elettorale: lavoro, scuola, famiglia. Perché una famiglia deve poter scegliere di vivere all'interno di una casa dove crescere i figli, dove questi possano giocare e relazionarsi, e poi una grande attenzione al mondo della scuola. La scuola ha bisogno di strutture adatte e idonee per il tempo educativo che essa coinvolge nei bambini, nei ragazzi della nostra città, e poi naturalmente tutta la grande branchia del commercio e dell'artigianato, all'interno del quale abbiamo delle situazioni importanti a Noale che devono essere riascoltate e messe al centro delle nostre politiche. Di seguito il suo appello per votarlo. Per me l'esperienza passata
è stata formativa soprattutto in questo senso. Le relazioni non si improvvisano, si costruiscono attraverso il dialogo e la fiducia, e per questo chiedo la fiducia dei cittadini di Noale. Perché io farò il sindaco e lo farò a tempo pieno per la città. E adesso a Chioggia per il progetto Vacanze Sicure 2024. Progetto Vacanze Sicure 2024, investimento di 1.700.000 euro, impegno costante, investimento ingente con il potenziamento del personale, delle strutture e dei servizi. Significa uno sforzo che ULSS 3 Serenissima e Regione Veneto compiono insieme ogni anno. Lo sforzo per trovare il personale lo facciamo quotidianamente e direi che sulla base di quelle che sono le necessità la Regione ci supporta proprio per avere quello che è assolutamente necessario, sia in termini di medici che infermieri che anche personale, altro personale amministrativo, OS, quelli che servono in sostanza. A Isola Verde di Chioggia il presidio della ULSS 3 Serenissima con 2 ambulatori medici attivati per la stagione estiva e l'ambulanza dedicata che l'anno scorso è stata utilizzata per ben 70 missioni. Questo è un mezzo praticamente nuovo che abbiamo adottato praticamente quest'anno. Questo servirà da punto medico avanzato perché Chioggia sarà teatro di grandi eventi e quindi praticamente avremo bisogno anche di un avamposto dell'ospedale sul territorio. Ambulatori e ambulanze, ma non soltanto. Chioggia con la sua città d'arte, con le sue spiagge, al centro di questo progetto di potenziamento dei servizi sanitari. È chiaro che Venezia e tutta la costa che è attorno tra Chioggia e Lido è un luogo estremamente importante, si arriva quasi a 10 milioni di presenti e quindi la sicurezza che normalmente viene garantita per i cittadini del nostro territorio deve essere uguale per tutti. Davvero tutto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per averci seguiti, buona serata.